Euroregione News. Horror Made in Friuli, promesse mantenute da Luca Bertossi. Invitato durante le riprese finali dell'ultimo corto Made in Friuli Venezia Giulia, ho raccolto le sensazioni a caldo dell'attore principale Sebastiano Zoletto, del produttore Gianpietro Nadalutti e del regista Luca Bertossi, che nonostante sia un 22enne ha già una notevole esperienza. Ho realizzato diversi cortometraggi assieme a tutti i miei amici e la mia famiglia e che potete trovare sul canale YouTube. E poi ho lavorato al film di Renzo Sovran, La donna di picca, più questi cortometraggi che ho mandato a diversi concorsi in giro per l'Italia. È uscito l'ultimo cortometraggio horror, Io non le credo. Appunto oggi abbiamo finito le riprese del nuovo corto Quelle ragazze. Si tratta di un thriller psicologico tratto da una leggenda metropolitana americana, nel quale un ragazzo, tornando a casa dal lavoro, fa l'autostop per due ragazze e le accompagna a casa e lì inizierà una specie di avventura dark. Nel senso, su YouTube, su Facebook, sui social network, poi le porteremo a diversi concorsi sul web. Sicuramente continuare a lavorare con queste persone e fare cortometraggi, sempre. Ho in mente anche un lungometraggio, lo vorrò portare per la laurea al DAMS. Mi piacerebbe trovare uno sceneggiatore che lo scriva in modo che mi occupa solo del soggetto e della regia. Comunque thriller drammatici, horror sul dark. Quelle ragazze è una produzione Back Film Production con DeepMind Film Factory, con produttori Nadia Von e Gianpietro Nadalutti. Ci abbiamo impiegato qualche mese a causa di diverse problematiche nel trovare le giornate libere. Penso che in un mesetto sia pronto. Sì, perché l'ho già iniziato. Il corto è stato girato con due Blackmagic Pocket, che sono comunque telecamere professionali, e un carrello, un crane, delle luci professionali di Massimo, che è il direttore della fotografia. Le colonne sonore saranno di Luca Buogi, mio fidato compositore e con il quale collaboro sempre. Mi piace di più la parte di regia e assieme alla fotografia. Sono nato a San Daniele del Friuli, al momento vivo a Pasian di Prato e ho studiato recitazione sempre grazie alle scuole che ho frequentato, quindi dalle elementari, vari laboratori. Poi ho collaborato col regista di Felicima Furlans, sempre al laboratorio teatrale avvenuto alla scuola Percotto, linguistica Udine. Adesso sto facendo cortometraggi con Luca Bertossi e con altre persone. Con Luca Bertossi ho fatto Io non le credo, abbiamo appena finito di fare Quelle ragazze. E spettacoli teatrali, l'ultimo spettacolo teatrale che ho fatto è La Giulietta, organizzato dal gruppo teatrale universitario qua a Udine. Un giorno spero di sfamarmi facendo questo mestiere, poi, sì. Ma il protagonista è un personaggio di vita quotidiana che scopre qualcosa di molto innaturale dietro la figura di queste due ragazze e non mi pronuncio di più. Quelle ragazze è un corto di Luca Bertossi, tra quale sta collaborando la Back Film Production e Nadia Avon. È un corto un po' horror, un po' particolare, chiamiamolo così, per quanto riguarda questo tipo di genere che io, almeno come professionista, cerco di dare una mano per quanto riguarda un po' la fotografia, che è di Massimo Bocuse, e assieme a Nadia stiamo portando avanti questo discorso, che oggi qui sono finite appunto le riprese. Ma consiste intanto il discorso della fotografia, che viene curata molto bene, e soprattutto Luca ha delle idee molto particolari anche per quanto riguarda il taglio dell'inquadratura e via, e Max che con le luci abbiamo fatto veramente delle belle inquadrature e soprattutto delle bel taglio con questo corto qui delle Quelle ragazze. La differenza di un lavoro professionale è fatto in una certa maniera, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle luci principalmente, il curare bene la fotografia e soprattutto usare, in questo caso, come si è già parlato, le due camere, in questo caso le Blackmagic Cinema Camera, le quali si possono fare veramente degli ottimi lavori. Volevo ringraziare i miei genitori che mi sostengono sempre nei miei progetti e mi danno sempre una mano. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.